Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. Oggi torniamo a parlare del tornio qua dietro. L'ultima volta abbiamo posizionato il tornio qua e rifatto tutta la parete. Oggi passiamo a organizzare tutto quello che è sgorbi, accessori e le robe che ho per fare una parete attrezzata. Prima roba che dobbiamo fare adesso è quindi prendere tutto quello che ho, andiamo là sul tavolo da lavoro e lo disponiamo in modo da predisporre tutto al meglio. Che io abbia chissà che alla fine dei conti. Ok, visto che comunque non ho troppi accessori ma ho il minimo che serve per cominciare a lavorare, la mia idea quindi era di organizzare quello che già ho, ma predisporre un sistema che sia scalabile in modo che quando prenderò nuovi accessori e altre cose riuscirò a inserirle senza troppo modificare questa parete. Ora vedo di predispormi un po' tutto quello che ho e capire come organizzarlo. Bene, penso che questo progetto qua si possa trasformare in un one day build, nel senso che non ho letteralmente tempo per fare la cosa migliore che posso e devo portarlo a termine entro oggi, magari montarlo e vedere se riesco a recuperare il tempo, perché sennò non ho più tempo per fare delle altre cose. Detto questo, ora mi metto qui alla mia lavagna e vedo di spiegarvi in breve che cosa ho in mente. L'idea qua quindi qual è? Di fare un pannello da 1200x800, mettere qua in alto a destra le due bande magnetiche e sotto un listello da 60 di profondità per far appoggiare le sgorbie, da valutare se farne un altro sopra forato con il porta per inserire la sgorbia e fare toc e poi banda magnetica, sotto fare un altro listellino che sarà profondo almeno 10 per fare stare i mandrini, i vari accessori che qui avranno un taglio, non saranno infilati da sopra, mentre lasciare la parte sinistra aperta per la maschera e le pinze per serraggio dei mandrini e quant'altro. Detto questo, o cerchiamo un pannello del genere qua dietro o ho un'altra alternativa. Siamo qua fuori dove c'è il progetto della settimana scorsa. Piccolo spoiler, sto montando il secondo scaffale. Qua ho appeso uno di questi pannelli, è tipo una pegboard in metallo. Io di questa ne ho un'altra infilata là dietro, per cui siccome le misure sono 120 ma per 1 metro, potrei usare direttamente quella. In questo modo non andrei a utilizzare e a sprecare, tra virgolette, un pannello medio grande per usarlo come porta utensili, ma utilizzo qualcosa che non sto utilizzando e che può facilmente adattarsi a questo lavoro e eventualmente espandersi, o quando non ne ho più necessità può anche cambiare. Quindi adesso lo tiriamo fuori e vediamo di utilizzare quello lì. Secondo me mi viene proprio da ridere a tirare fuori la roba che ho incastrato qua dietro. Beh, mi viene da ridere, in realtà l'ho messa via bene, quindi oppe! Eccola qua. E visto che ci tengo un po' a farvi incazzare, questo più quello li ho recuperati gratis, visto che una delle domande che mi avete fatto spesso era: come fai a recuperare la roba, dove la trovi? Tanta sacca. E tenere gli occhi aperti spesso. Ora, arrivati a questo punto qua di carta vetrata e tutto, ho questo colore qui che è lo stesso che ho utilizzato per la struttura fuori degli scaffali, che è un colore nero opaco con all'interno un antiruggine.
Ottimo, finché si asciuga adesso il colore, spero che lo faccia in fretta perché sennò un one day build di cosa. Facciamo tutti i pezzi che servono per appendere i nostri accessori. Ottimo, allora il porta utensili l'ho fatto, il porta sgorbie è pronto, deve solo essere installato e bisogna aspettare che il pezzo si asciughi per bene, quindi noi diciamo che ci vediamo domani. Ottimo, asciutto, è asciutto, preciso, è venuto anche bene. Questa qui penso che sia la parte bassa, dove c'è questa parte qua, anche se prima non era, aveva le scritte messe al contrario, però penso che la utilizzerò così, parte alta, parte bassa, così qua in fondo posso metterci quel pezzo lì e ho tutte le robe che avanzano sotto, ci sta a capire come appenderlo e si va. Per appendere questo coso ho pensato di sfruttare questa linguetta che si fa qua dietro facendo questo pezzo di 1 metro, non di 1,20 m o poco meno, giusto per lasciare quel poco di spazio per spostarlo e giocarmela per posizionarlo. MDF da 18, multistrato da 10 che appoggiato al muro che è questa parte ci va a infilare, lascia giusto questo spazietto e qua si appoggia al muro lasciando un gap di quanto è? Layer o 2 di multistrato che me lo accollo. Quindi altra cosa da capire adesso è come posizionarlo in modo che sia pratico prendere tutto e a quale altezza.
Ottimo, tutto terminato, sgorbie sistemate in ordine, tutti gli accessori messi qua, e ho anche montato qua sopra la lampada, che avevo questa lampada gialla che fa il suo lavoro alla stragrande e anche in tinta con tutti gli altri colori, quindi ci siamo. Detto questo, è stato un lavoro incredibilmente faticoso e con non pochi imprevisti, però è sistemato finalmente. Questo one day build è stato concluso. Io sono in ritardissimo per montare questo video per domani. Ho pochissime ore, guarda, ve lo dico proprio così, questo video va proprio così. Sono le 5 di pomeriggio e devo cominciare a montare questo video. Con la nuova parete attrezzata per la tornitura è tutto. Ringrazio ovviamente i Patreon che sostengono sempre questo progetto. Fatemi sapere con un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto. Supportate anche tutta la fatica che sto facendo per portarvi un contenuto a settimana. Iscrivetevi se siete nuovi. Noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.